Allora, l'altra questione, non preoccupatevi se voi avete domande poi sul discorso dell'APE, la riaffronteremo, magari quando ci sono questi benedetti decreti attuativi che si saprà qualche cosa in più, quindi non è che l'argomento è finito qua, però voglio parlare con i nostri esperti, ospiti della 14ª, che cos'è, chi ne ha diritto, spieghiamo un po' di cose e quando è che scatterebbe, entrerebbe. Sì, questa è, diciamo, una buonissima notizia per i pensionati. Perché diciamo che con la contrattazione appunto che si è svolta nel finire dell'anno scorso, che poi non è finita perché anche adesso ci dovrebbero riprendere i tavoli anche per altre questioni, ma è stato stabilito che verrà incrementata ed erogata la cosiddetta 14ª. Che cos'è la 14ª per un pensionato? È una, diciamo, somma aggiuntiva che nel mese di luglio viene erogata a determinate categorie, diciamo, di pensionati, non a tutti. C'è un limite di reddito e c'è anche da dire che questa è una modalità che viene erogata alle prestazioni che sono state soggetto di contribuzione sindacale, previdenziale, scusate, e quindi che sono pensioni da redditi da lavoro. Perfetto. Quindi chi ha lavorato, che ha versato dei contributi, ha diritto. Prima cosa, bisogna farne richiesta e secondo occorre un ISEE? Allora, no, allora diciamo che la somma aggiuntiva, cosiddetta 14ª, viene erogata al raggiungimento del 64° anno d'età e dovrebbe essere automatica, salvo poi che se non rientri nei limiti di reddito previsti dalla tabella, l'INPS si riserva la possibilità di controllare. Anche qui dovrebbe essere automatica questa roba qua, perché però qui ritorniamo al tema dei diritti inespressi, nascosti, perché la cosa che noi verifichiamo è che in un numero abbastanza significativo di casi in realtà bisogna fare la domanda perché non viene automaticamente riconosciuta, anche perché magari la banca dati dell'ente non è aggiornata e quindi sulla base della banca dati non hai diritto, ma in realtà tu hai diritto perché magari sono cambiate le tue condizioni e quindi non è un errore, diciamo, è una necessità di controllare, perché se si supera il 64° anno di età si ha diritto ad un'integrazione a patto che, diciamo, ci siano un limite di reddito prefissato che è 3 volte il trattamento minimo, quindi diciamo trattamenti minimo sono di 500 euro. Tra l'altro queste somme sono defiscalizzate e quindi hanno un regime fiscale vantaggioso per i pensionati, non costituisce reddito e quindi diciamo che è un trattamento. L'accordo ne ha incrementato la platea degli aventi diritto. Questo è un elemento importante perché il sindacato si era posto il problema, perché noi da un certo numero di anni le pensioni sono state bloccate, la rivalutazione delle pensioni. Tra l'altro abbiamo in corso anche diciamo, un contenzioso che per il momento si è concretizzato con un invio di una lettera da parte per bloccare i termini della prescrizione, ma siamo ancora in attesa che la Corte Costituzionale dica che se il decreto del governo deve dire se il decreto del governo è un decreto che risponde alla prima sentenza che dichiarava, diciamo, non giusto il blocco generalizzato della rivalutazione. E non si è ancora pronunciato. E noi non si è ancora pronunciato, tant'è che noi abbiamo avviato in Veneto
un po' di cause pilota per farci dire dai giudici praticamente di farci ritornare a interrogare la Corte Costituzionale per dire se la cosa era. E quindi la contrattazione che si è tenuta nei mesi finali del 2016 ha prodotto per esempio un incremento del 30% per i redditi non superiore a 1,5 volte il minimo, perché per i redditi inferiori la copertura, diciamo, è di un certo tipo, ma per i redditi fino a 1.500 euro noi abbiamo ottenuto un incremento del 30%. Questa è una piccola risposta, piccola ma importante risposta, perché stiamo parlando di prestazioni, non di pensionati d'oro, qui stiamo parlando di prestazioni da lavoro, ma che hanno per effetto magari del tempo che è trascorso un abbattimento del potere d'acquisto delle pensioni, perché ricordiamoci che quando uno va in pensione, poi in realtà l'incremento della pensione serve a coprire l'incremento del costo della vita. Sì, cioè non c'è più quell'adeguamento, quindi questo dovrebbe sopperire in qualche modo. Quindi teoricamente dovrebbe arrivare, se non arriva meglio farne domanda, oppure se uno pensa di non avere requisiti, si fa un controllo. Il mese di luglio si deve controllare che ci sia questa 14ª. Se si hanno trattamenti appunto pensionistici fino a 3,5 volte il trattamento minimo, che ricordo il trattamento minimo è 500 e rotti euro, quindi fino ai 1.500 euro dovremmo registrare questo incremento. Perfetto, quindi quindi se non c'è bisogna rivolgersi alle strutture. Allora, il diritto alla 14ª, ribadiamo, è condizionato al possesso di un determinato reddito personale, l'importo è fisso, mentre è commisurato al limite di reddito, non costituisce reddito, questa è una cosa fondamentale nei fini fiscali, nei fini previdenziali e assistenziali, non è soggetta a tasse e quindi non influisce sul reddito imponibile, questa è un'altra cosa importante per le prestazioni assistenziali e previdenziali, quindi questo è l'altro elemento. C'è qualcos'altro da aggiungere? No, diciamo che questa è una buona notizia. Che almeno dà una risposta parziale. Attendiamo di concludere questi confronti con il governo, perché noi sul tavolo del confronto abbiamo la rivalutazione anche per le pensioni fino a 6 volte il minimo, perché qui non stiamo parlando appunto di rivalutazione generalizzata, che non è realistico, eccetera, ma fino a 6 volte il minimo. Poi non so se sarà il limite che riusciamo a portare a casa, nel senso che possiamo però fino a 6 volte il minimo, secondo noi bisogna reintrodurre un elemento di adeguamento delle pensioni, sempre per quella motivazione che la legge Fornero e le leggi finanziarie successive hanno prodotto un prelievo dal sistema previdenziale di circa 18 miliardi che il sistema previdenziale ha messo come contributo, ma questa cosa qua deprime l'economia, perché se noi non diamo più risorse alle persone che poi possono spendere queste risorse, l'economia non si va. Come c'è un problema salariale con i lavoratori attivi, c'è anche un problema nel grande mondo dei pensionati che si impoveriscono e che spendono meno, e che scatta un meccanismo ancora più micidiale, che è quello che, siccome penso di impoverirmi, anche se ho la possibilità, non lo faccio niente, non lo faccio. Quindi noi dobbiamo dare un segnale di prospettiva, e noi con questi temi pensiamo che bisogna raggiungere con il governo un accordo positivo anche sulla rivalutazione. Speriamo. Abbiamo pochissimi minuti. Gino Ferraresso, avete fatto una ricerca interessante, un confronto tra le prestazioni delle varie USL, no? Non solo a livello veneto ma anche a livello nazionale. Che cosa ne emerge? Allora, noi in questi confronti che stiamo attivando con le USL non vogliamo andare a parlare di cose che non conosciamo, per cui lo strumento che abbiamo pensato di utilizzare è questo report che ogni anno fa la Scuola Sant'Anna di Pisa, che è un report che mette a confronto 13 regioni su 21, dal nord al sud. Ci sono 300 indicatori e si mettono a confronto ovviamente tra le regioni, ma anche tra le singole USL.
per dare qualche numero, e magari in un'altra puntata lo approfondiamo perché è molto interessante, ma secondo noi su questo tema noi vogliamo andare a confronto con le USL venete. Allora, vi faccio 3 esempi. Percentuale di anziani in cure domiciliari con valutazione. Quante persone anziane oltre 65 anni vengono visitate e hanno una valutazione? Nel Veneto la media è 8 persone su 100. In Umbria siamo messi molto peggio, sono 3 le persone, però se andiamo a vedere in Toscana un po' meglio perché siamo intorno ai 10 persone oltre 65 anni, però se guardiamo all'interno della nostra regione andiamo da quasi 14 persone che sono visitate e con valutazione all'ex USL di Este, e invece nell'ex USL di Bussolengo sono solo 3. Quindi varia anche all'interno. Sì, abbiamo delle differenze enormi. E noi vorremmo in questo confronto che mettendo insieme le USL non ci sia una uniformità a ribasso. Sì. Faccio un altro esempio: percentuale di accessi al pronto soccorso con codice giallo visitati entro 30 minuti. Quante persone su 100 certo. vengono visitate codice giallo entro 30 minuti? La media del Veneto è 81%. Però per esempio in Toscana siamo a 70%, però se guardiamo le nostre USL andiamo da un 43% di Vicenza, ex USL di Vicenza, e invece andiamo a un 90, più del 90% all'USL di Treviso. Quindi ci sono situazioni. Esatto, che quello che noi modo abbiamo di fronte è uniformare e uniformare in alto. senso positivo. Allora, il tempo a nostra disposizione è giunto al termine. Grazie a entrambi di essere stati qui con noi. Grazie a voi. Avete dato informazioni molto importanti, alcune non sono complete perché proprio mancano i presupposti governativi perché tali siano e diventino operative. Vi terremo come sempre aggiornati. Voi continuate a scriverci oppure chiamate le sedi dello SPCGL competenti per territorio, ce ne sono in ogni territorio provinciale, in ogni comune, anche piccolo, in modo che possiate avere una situazione della vostra posizione pensionistica aggiornata, oppure tutto quello che sta succedendo, novità o anche quel che succede all'ISE eccetera, aggiornato con quello che vi può interessare. Grazie ancora, buon proseguimento, alla prossima. Questo programma è stato offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta.